Sono tanti i banditi che sono diventati famosi. Alcuni sono stati arrestati, altri sono morti, altri sono ancora latitanti. Hanno nomi come Pasquale Stocchino, Attilio Cubeddu, Giovanni Farina. Tra i banditi che sono diventati famosi, sicuramente, c'è anche Matteo Boe. Anche Matteo Boe, come Graziano Mesina, è un personaggio da romanzo, ma da romanzo nero. Matteo Boe nasce a Lula nel 1957. Lula è un paesino della Barbagia, un paese di 1700 abitanti, arroccato sulle montagne del Nuorese. È un paese particolare, Lula, e tante cose, come tutti i paesi, tante cose belle, ma è anche un simbolo, come lo è diventato Orgosolo, di quello che in Sardegna non va, di una certa mentalità che rifiuta lo Stato e che a questo preferisce le regole della tradizione, come quelle del codice barbaricino. A Lula, per esempio, gli spazi per i manifesti elettorali rimangono bianchi e per quasi 10 anni non è stato possibile eleggere il sindaco. Come mai non si vota qua domenica? Ma perché? Perché non si vota, basta. Cioè, perché non verranno presentate le liste? Non si vota, basta così. Hanno buttato questa bomba a mano, di quelle bombe che usano i militari, bombe dimostrative che però hanno fatto il loro danno, diciamo. Sono comparse delle scritte sui muri di Gairo con i nostri nomi, il mio e quello del vice sindaco sulla croce. Brutto presagio, insomma. Matteo Boe se ne va da Lula e dalla Sardegna dopo aver preso il diploma di maturità agraria e va a fare agraria all'università a Bologna. Là conosce una ragazza di Castelvetro, vicino a Modena, Laura Manfredi, che fa l'università anche lei a Bologna, al DAMS. Ma Matteo Boe non frequenta soltanto il giro degli studenti fuori sede di Bologna, frequenta anche il giro della malavita di origine sarda, che è molto attiva in quegli anni, in Emilia-Romagna e in Toscana, soprattutto con i sequestri di persona. La storia criminale del Boe inizia con un sequestro eclatante, quello di Sara Niccoli, prelevato dalla sua abitazione nel 1983. Matteo Boe ha un nome di battaglia, Carlos, come il terrorista inafferrabile di cui si sente parlare in quegli anni. È così che lo conosce Sara Niccoli, che ha 17 anni quando viene sequestrata. Carlos è gentile, le regala dei libri per passare il tempo durante la prigionia, L'idiota di Dostoevskij e i racconti di Kafka. Sara torna a casa dopo 99 giorni, nel luglio del 1983, dopo che è stato pagato per lei un riscatto di 3 miliardi. Brindisi a colazione stamani in casa Niccoli a Pistoia. Sara è tornata sotto il suo cappellino rosso, un po' di vanità ci ha detto dopo quasi 4 mesi in un bosco, incatenata sotto una tenda, ha sopportato tranquilla l'assalto dei giornalisti. Nel 1984 uno dei sequestratori viene arrestato a Torino, con 400 milioni che fanno parte del riscatto. Da lui gli investigatori risalgono al resto della banda e arrivano fino a Matteo Boe, che viene arrestato a Bologna e si prende 16 anni di carcere. Finisce nel supercarcere dell'Asinara, una fortezza al centro di un'isola, a nord della Sardegna, sopra Stintino, una specie di Alcatraz da cui non è mai fuggito nessuno. Quasi nessuno. Il 1 settembre 1986, approfittando del fatto che è stato assegnato ai lavori all'aperto, Matteo Boe aggredisce una guardia, la tramortisce e scappa verso la riva, assieme ad un altro detenuto. Là, nascosto in una caletta, c'è un gommone ad attenderlo, nel quale, dicono, ci sarebbe stata anche Laura Manfredi, la fidanzata di Modena, che sarebbe venuta a prenderselo e a portarselo via. L'altro detenuto lo riprendono, Matteo Boe no. Matteo Boe resta latitante, a fare il bandito. Matteo Boe viene sospettato di essere la mente di molti sequestri di persona, compiuti sia in continente che in Sardegna, come quello di Giulio De Angelis, quello di Marzio Perrini o quello del piccolo Farouk. Brutti sequestri, molto duri, in cui i sequestrati sono stati tenuti in pessime condizioni e hanno subito violenze, come il taglio dell'orecchio. Laura Manfredi, la fidanzata di Modena, che nel frattempo è andata a vivere a Lula e ha fatto 3 figli con Matteo Boe, per quanto latitante, nega. Per lui, dice, vale quello che una volta disse Graziano Mesina: un latitante è un coperchio per molte pentole. Matteo Boe è una persona che ha commesso un sequestro di persona diversi anni fa in Toscana,
È una persona che poco tempo dopo evasa, per il semplice fatto che ci è riuscito, voglio dire, sicuramente tanti altri. Evaso dall'Asinara, l'unico che è evaso dall'Asinara? Sì, è l'unico che è evaso dall'Asinara, ma voglio dire, c'è sempre una prima volta, tutti i carceri credo che prima o poi verranno violati, insomma, è normale. Alla fine lo prendono. Nell'ottobre del 1992 una pattuglia che sta passando davanti alla casa di Laura Manfredi nota qualcosa di strano. La signora sta stendendo il bucato, ma tra le cose che stende ci sono anche degli abiti maschili. Vuoi vedere, pensa la polizia, che c'è Matteo Boe in giro, proprio qui e proprio in questi giorni? Da quel momento Laura Manfredi non viene più mollata. Viene seguita giorno e notte finché una pattuglia della polizia di frontiera non la segnala all'imbarco dei traghetti per la Corsica. Sbarca a Bonifacio e con una piccola auto blu va a Porto Vecchio, un piccolo borghetto marinaro, dove viene subito messa sotto controllo dalla polizia francese e dai funzionari delle squadre mobili di Nuoro e di Sassari che li hanno raggiunti. All'improvviso, dall'albergo messo sotto controllo dalla polizia, escono Laura Manfredi e i 2 figli, il terzo lo sta aspettando proprio in quei giorni, e un uomo alto, dai capelli scuri. È Matteo Boe. Che si fa? I poliziotti francesi sono solo in 2 e quelli italiani, essendo all'estero, sono disarmati. Allora seguono la famiglia Boe finché non ritorna in albergo. Poi arrivano i rinforzi e si appostano. La mattina dopo intervengono, quando Matteo Boe esce di casa assieme alla moglie e ai figli. Gli saltano addosso e gli mettono le manette. In tasca Matteo Boe ha alcune fotografie, delle immagini di una grotta sul Montalbo vicino a Lula, in cui il piccolo Farouk riconoscerà il luogo della sua prigionia. Matteo Boe viene processato e condannato per i sequestri di De Angelis, di Perrini e del piccolo Farouk. Finisce in galera e la arresta. Matteo Boe, secondo il mio modestissimo parere, è uno normale bandito che ha fatto solo e esclusivamente sequestri di persona. Tenete conto che vedere il Matteo Boe mano per la mano con i bimbi sembra un buon padre di famiglia, un padre tranquillo e sereno, mentre poi invece qualche mese prima aveva relegato in una grotta buia e maleodorante un ragazzino di appena 8 anni al quale poi era stato tagliato l'orecchio. Quindi Matteo Boe, come molti altri soggetti che in quel periodo si sono ammantati di un qualche cosa di politico, poi alla fine dei conti non era altro che un soggetto che ha fatto solo e esclusivamente sequestri di persona. Laura Manfredi continua a vivere assieme ai 3 figli a Lula, dove nel novembre del 2003 succede qualcosa di strano. Qualcuno va sotto casa dei Boe e spara contro il terrazzo una scarica di pallettoni che uccidono Luisa, uno dei figli, che aveva 15 anni. Si era affacciata al balcone della sua casa in un vicolo al centro di Lula. Richiamata da un rumore o da una voce, l'ha fucilata a pallettoni e l'ha colpita da sotto in su, 8 metri di distanza. Perché? Una vendetta per qualcosa? Una faida? Un errore? Le indagini sono ancora in corso. L'omicidio di Luisa Boe resta ancora un mistero. Questi fatti sono gravi per tutti, per il paese e per tutta la gente che ci fanno. Basta, io non dico altra cosa perché a me non mi interessa. Durante un processo, Matteo Boe aveva detto qualcosa di molto particolare. Aveva detto: non sono ipocrita, non mi viene da piangere quando vengono rapiti miliardari. Quello del rapporto tra sequestri di persona, banditismo e politica in Sardegna è un problema molto complesso. Parte dal presupposto che alla base dei sequestri di persona ci siano le condizioni di povertà e di arretratezza di parte della Sardegna. Presupposto che molti negano decisamente. C'è qui la tendenza a voler smantellare la struttura economica pastorale, in questo caso cercando di dire che sono
La cultura pastorale produce sequestratori di persona. In realtà non c'è affatto questo automatismo. Se certi tipi di reato nascono in queste zone interne, sicuramente ci sono delle altre ragioni. Arrivano delle persone con dei grossi capitali da fuori che evidentemente non conviene investire in un'attività che per loro evidentemente non è redditizia, vogliono investire altrove e allora bisogna che i sardi si trasformino in camerieri. Al di là di tutto questo, un tentativo di dare motivazioni politiche alla criminalità sarda e ai sequestri di persona c'è stato. Alla fine...